2 minuti. 2. 1 minuto. Yo! Uomo fischiano! Dai! Dai, voglio un Vergara, c'ha il calzettone abbassato. Dai. Io mi diverto. Se deve essere, dovrà essere. Dai, il piano Vergara. Titolo sotto. Attenzione! Sempre su colpe d'ess sul primo palo. Vabbè. Comunque il titolo me l'hanno consigliato gli amici bellini del Bonati. Penso un pizzaiuolo me l'ha consegnato. Bravo Vergara, bravo. Quasi. Vedo Elmas su Matic o sbaglio? Fatemi vedere bene. Sì. Bravo Vergara. L'ha toccata Muric. Perché se non l'avesse toccata... Vai Spina, punta Spina. Bravo Elmas. Lobotka. Quello non segna mai. Che bellezza. Il vice capitano. E non fatemi urlare perché comunque ci sono dei vicini. Loppo. Rachmani ha trovato un passaggio. Elmas si è fatto trovare in the middle of the park veramente bene. Spina che punta. E punto perché Spina punta. Bravo Elmas. Di sinistro è Lobo. Pure pigliando stupido. Non il portiere, il difensore. Bravo Lobo. Chiunque ha Lobotka al fantacalcio non lo mette titolare perché di solito, almeno io. Va bene. Bravo Elmas. Il pallone sa da sapere, Abbiate bontà. Qua Jesus tiene il nuovo orecchino a protezione del... Vabbè. Il Lobot che deve proteggere il Lobo. L'Oriente. No, mamma mia, Juan Jesus miracolo. Non ho capito dove cacchio stava Beuke, ma che l'Oriente ha fatto quello che voleva lui. Bless you. Occhio Beuke, ma mamma mia che disastri. Qua giù, l'abbiamo incanalata. Calma adesso, Si è buttato proprio Branks. Alzati. Bravo Elmas. Linea di passaggio, sto guardando proprio altre cose. Eccolo di Lore. No, ero convinto che era buono. Come lo vedete oggi Højlund? Su contrasto poco senza forze. Beh, ma tu l'Oriente lo devi seguire un poco meglio e... Li pani e li pesci. Vai Højlund, resti bravissimo. Stavolta invece non è riuscito a girare. 1-1, 50. Perché Marianucci si sta scaldando così insistentemente? Chi si è struppiata? Pinazzo con questo petto è un pochino... Tutto petto, peccato tutto petto. Bravo Vergara, bravo. Ho visto il labiale di Scott dire proprio aspetta, Vergara aspetta. Devono fare il trenino con Rachmani. Che palla Elmas, vai Spina. Che brutto passaggio Spina. Bruttino proprio. Not inspired. Oriente invece su Beuke ma sta facendo quello che vuole. Fadera. Bravo Lobo. Guagliù, perché tutto questo Beuke ma svegliati. Poi ce la mandamme Luke 350 milioni spesi 35 per Beuke ma quanto hai speso? Non ci siamo proprio. Mamma mia Milinkovic Savic, cosa ti stava sfuggendo? Che devo scrivere? Che cosa mi devo scrivere? Una mezza papera. C'è un amico che venne qua a New York e dice no, mamma va a mangiare una mezza papera perché the duck, no? Si usa. Bravo Scott. Cioè quello leva Juan Jesus leva proprio il piede. Fa proprio Vabbè, va bene. Fornò e non gli dobbiamo far fare tutto quel poco a Doik. Diciamoci le cose come stanno. L'Oriente la prossima volta. Bravo Vergara. Spettacolo. Non è giallo, ha ragione. Non è giallo questo. Cioè Matic 2 ne ha fatti che dovevano portare al giallo e niente proprio. Il forno. Quando voi pigliate le pizze e le mettete nel forno. Gli dà proprio un calcio sul ginocchio, capite? Dov'è De Bruyne? Se De Bruyne se non posta niente sui social, come facciamo a segnare sto calcio di punizione? Se tu tiri forte, tu McTominay tiri forte sul primo palo dove non c'è solo il portiere. Secondo me esatto. Non l'ha presa bene, però l'idea era quella. Di Lorenzo.
Dai, dai. Bravo, Vergarino. Vabbè. Hai ragione, c'è un po' di quicia, ve l'avevo detto quando fece quel cross, il modo in cui... Allora, voglio, bene che siamo in vantaggio, si vede che non siamo ancora brillanti, io non lo so questa brillantezza giocando ogni 2 giorni dove la dovremmo trovare, però sono contento che stia giocando Vergara, che qualcuno così, Beukema sveglia. Perché ci danno un chip, ma un chip... Noi vogliamo un chop, un chip e un chart. Dai! Dobbiamo alzare i giri perché qua non esiste proprio. Dai. Bravo Vergara, hai fatto il passaggio alla Camara. Aiuto! Verkvara! Se segni ti posso mettere in copertina, dai. Vedi come il fatto che Milinkovic! No, allora è chiarissimo. Il fatto che Di Lorenzo si sta abbassando così tanto sull'Orientè per dare una mano a Beukema rende Doig libero di poi scendere, eccetera, eccetera. Non si può fare. Maronna mia. Politano al posto di Beukema e così ci sistemiamo. Marianucci, ecco perché si stava scaldando. Qualcosa va aggiustata. Non una parata banale questa di Savic. Dai, voglio, mamma mia. Ah, Højlund, dai, calma. Bravo McTominay! Brutta palla di Lorenzo, aiutatemi! Bravo Lobbo! Madonna mia, se ne giù. Bravo Beukema. Ah, voglio. Perché Elmas si trova in terra? Fatemi capire. Dai, Elmas, penso un giramento dei capi, non lo so, non lo posso sapere. Vai Vergara! Va Lang! Sono curioso di vedere Lang a fare il lavoro di Elmas, è importante. Politano al posto di Beukema, ce l'avevamo detto già. Bravo Spi. I cross. Andrea, i cross che Muric. Vabbè. Questo è una cosa che non vi posso dire. Vediamo alla fine. Lang, invece di chiamare il pallone, corri su Matic! Non mi fa impazzire questa sostituzione, eh? Mettere Mazzocchi al posto di Vergara per far alzare Politano, non lo so. No, si è fermato Rakmari, ho visto che si è toccato il dietro. Madonna mia. No, e vabbè, giù. Ciao. Ma che ha fatto quello scatto, si è toccato dietro alla coscia, stati bene. E questo è anche l'ultimo slot, quindi non possiamo cambiare più nessuno. Ma tanti chi altro c'è, voglio dire. Vabbè, meno male che non ci abbiamo venuto a Marianucci. Dai, non se ne può andare assolutamente nessuno. Buongiorno. Bravo Noah. Spina. Bravo Noah Lang, dai. Pigliati sta palla, Scott, tira in porta, ti prego, ti scongiuro. Mazzocchi. Bravo Højlund. Brutta palla. Bravo Juan Jesus. Fadera almeno l'ho limitato, mettendolo titolare. Non l'abbiamo limitato. Vai Lang, accorcia su Matic. Lang. No. Bravo, buongiorno. Maro di Loren, va bene. Lobo, occhio. Bravo Di Loren. Polità è fornuto campo. Che sofferenza. McTominay, lo so che non è colpa tua che stai a pezzi, ma calma, attenzione. Proprio passaggi alla cieca. Regalati, palloni regalati. Bravo Spina, vai Lobbo. Vedi Muric come esce. Sapere la partita. Che dire? Se mi volete far diventare virale, per forza. Gliela dovevi dare, Polità. Se Mazzocchi si sovrappone, gliela devi dare. Non è che la dai solo a Di Lorenzo. Bravo Mazzocchi, bravo. Buttati a terra. Quando ti trattengono ti devi buttare a terra però. Quello era giallo e punizione e respiravamo. Ma no, Di Lorenzo. Guarda come si allunga McTominay. Politano. Anche Politano. Io mo non dico che devi fare il Lozano che resta in campo infortunato, che spazzò quella palla, ce lo ricordiamo. Alzo le mani. 2 minuti. 2. 1 minuto. Non ti fa male. Bravo. Bravissimo. È finita. Mo che tu li fai continuare, la partita è finita. Højlund, la partita è finita. La partita dovrebbe essere finita. Signor arbitro. Signori? Che dire?
Bravo Juan Jesus. Signori, la partita è finita. Signor Fornoni, Pinazzolo. Yo, buon fischiano! Bravo Paco, dai. Vogliamo fare un altro minuto? Aggiungiamoci un altro minuto. No, è un miracolo. È assolutamente un miracolo aver portato 3 punti a casa con una condizione del genere, con una prestazione del genere. Ne dobbiamo parlare approfonditamente live, perché io vi voglio bene, vi amo e ho molta paura. I like. Grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconta.